Eccoci qua allora, presenti alla conferenza stampa del Un calcio a razzismo, Venezia include, con le società coinvolte nell'appuntamento che si terrà il 18 marzo dalle 15.30 alle 18 a Marghera e il secondo appuntamento il 21 marzo dalle 15.30 alle 18 a Favaro Veneto, in occasione proprio della 21esima settimana d'azione contro il razzismo organizzata dall'UNAR. WISP ha raccolto la proposta di Fondazione Leone Moressa e qui siamo con Stefano Di Natale dell'Altobello Aleardi Barche che ha aderito con la sua società all'iniziativa. Abbiamo aderito con piacere perché è un'iniziativa che sicuramente porterà i ragazzi a crescere con una filosofia diversa da quella che c'è stata finora, che abbiamo avuto anche noi purtroppo. E quindi questo li aiuta a giocare insieme, a stare insieme senza diversità e anche mischiando le squadre, quindi hanno modo di conoscere realtà diverse. La palla, visto che parliamo di calcio, la passiamo a Bruno Padovan in rappresentanza del Favaro. Vi ricordo che le società saranno Altobello Aleardi Barche, il Favaro Veneto, il Venezia FC e la Juventina Marghera. Bruno. Sì, io mi collego al collega, bella per dire, al collega Stefano Di Natale. Allora è una manifestazione secondo me molto importante, dovremmo essere tutti più sensibili a questo tema che è molto molto importante e purtroppo domenicalmente ogni volta abbiamo degli episodi che non dovrebbero succedere. Dobbiamo essere tutti amici, non esiste colore diverso della pelle, i ragazzi crescono assieme, tutti uniti e questo dovrà essere il futuro di tutto il mondo, non solo di qua. Chiudiamo con il presidente della Juventina Marghera, Riccardo Rienzi. Presidente, 3 società che sono sempre, comunque, hanno sempre caratterizzato la loro attività anche con un discorso di inclusione sociale, quindi arriva a pennello questa cosa. Infatti, quindi il 18 e il 21 marzo è il coronamento del lavoro di queste società. È un punto di partenza per i ragazzi che avranno modo di socializzare, giocare insieme e dare un calcio al razzismo. Eccoci con Paolo Peratoner della WISP di Venezia. La WISP sempre in prima linea quando si tratta di lavorare contro le discriminazioni e contro il razzismo e in questa occasione nell'organizzazione, dopo aver accolto la proposta della Fondazione Moressa, di Venezia include un calcio a razzismo. Peratoner. Buonasera. La manifestazione che andiamo a organizzare rientra a pieno titolo in quella che è il normale attività e comportamento del WISP. I diritti, la solidarietà e l'ambiente sono presenti sempre nelle nostre iniziative che in genere si concentrano nel periodo primaverile e infatti in queste settimane abbiamo moltissime iniziative che richiamano proprio questi temi. Domenica scorsa, fresca, abbiamo avuto un grande successo con la Corsa Rosa che mette in evidenza il contrasto alla violenza di genere. Adesso il prossimo appuntamento è questo, un calcio al razzismo, che vuole andare a sensibilizzare proprio su questo tema. Andiamo dove? Con i ragazzi, perché lì si punta ad avere il massimo risultato dal punto di vista educativo, ma con semplicità, facendoli semplicemente stare assieme, giocare assieme, permettergli di conoscersi. Spesso, anzi sempre, il razzismo o comunque le distanze nascono dalla mancanza di conoscenza, dalla paura dell'altro, dal non avere momenti di conoscenza e quindi occasioni come queste servono proprio ad abbattere questi stati e rendere più facili i rapporti tra le persone. Tra persone che sono amiche sarà ben difficile che poi vengano fuori le cose che sentiamo purtroppo quasi tutte le domeniche negli stadi. Questo non vogliamo più sentirlo.
Allora, Venezia include un calciorazzismo, 2 appuntamenti, 18 marzo 2025 dalle 15:30 alle 18 a Marghera, 21 marzo 2025 dalle 15:30 alle 18 a Favaro Veneto. 4 società coinvolte: Venezia FC, Juventina Marghera, Altobello alle Arti Barche e Favaro 1948, categoria giovanissimi.